Oggi presso il Niccolò Gallo di Agrigento, che è appunto un istituto professionale ma anche tecnico-tecnologico, abbiamo avuto il piacere sia come Lions, poiché io sono presidente quest'anno del Lions Agrigento Valle dei Templi, ma mi pregio anche di essere docente di questo istituto. Abbiamo avuto, dicevo, il privilegio di ospitare per l'incontro con l'autore il professore Francesco Pire, il quale con il suo ultimo testo, Piraterie 2, ha consentito a tutti gli alunni di entrare e di introdurre in qualche modo il piacere della lettura, che di recente è stato un po' messo da parte. Quindi le tematiche così straordinarie legate ai concetti di fake news, di privacy, di abuso, di uso di internet, hanno consentito di spaziare in ambiti vari, e i ragazzi che hanno letto il libro poi hanno avuto il piacere di condividere le proprie letture e addirittura di porre dei quesiti interessanti. Un'esperienza straordinaria che vuole sicuramente sensibilizzare i giovani alla lettura, ma che soprattutto questo evento ha favorito un'interazione, un'integrazione, una comunicazione reale, visto che siamo stati per tanto tempo chiusi, in cui il confronto rimane sempre bello, sempre straordinario, vivo. È stata una bellissima mattinata di lavoro con dei ragazzi splendidi che hanno letto il testo, hanno fatto domande interessanti, ma soprattutto hanno tirato fuori qualcosa di straordinario, ci hanno tirato fuori la loro umanità, il loro modo di crescere con dei valori, e quando ci dicono che i ragazzi oggi non hanno i valori che noi ci aspettiamo, che sono diversi, che sono peggiori, ecco, stamattina abbiamo avuto la dimostrazione esattamente opposta. Sono ragazzi che pensano, che creano e che vivono il loro tempo in maniera diversa, con codici e linguaggi diversi, ma credendo in quello che fanno. Ecco, è stato molto importante il confronto, perché i confronti arricchiscono soprattutto gli autori, che quando consegnano un testo hanno la possibilità di poter rappresentare quello che è un pensiero che può essere tranquillamente messo in discussione.